Sfondare la soglia del 4% e, perché no, segnare un exploit di livello europeo vista l'attualità dei temi ambientali. Sono due i candidati trevigiani dei Verdi alle elezioni per il rinnovo dell'Europarlamento, Luca Saccone e Davide Nava, che ereditano 30 anni di battaglie e li ripropongono declinandoli, come nel resto d'Europa, in 12 priorità, in testa alle quali c'è la lotta ai cambiamenti climatici con la progressiva eliminazione del carbone. I Verdi è ormai da quando sono nati che si impegnano per l'ambiente e si impegnano per la lotta al cambiamento climatico che, come possiamo notare tutti i giorni, sta avendo effetti devastanti. Possiamo vedere anche negli ultimi eventi, sia nelle nostre montagne bellunesi, la devastazione delle foreste da parte di quell'uragano appunto che c'è stato. Noi come Verdi ci vogliamo impegnare a livello italiano e a livello europeo per creare delle politiche per appunto contrastare il cambiamento climatico e rimanere sotto la soglia dell'innalzamento del clima dell'1,5%. La difesa delle biodiversità e degli ecosistemi, l'altro pallino del 32enne candidato trevigiano. I temi spaziano poi dal reddito minimo vitale alla difesa del diritto d'asilo per i migranti, dal lavoro per i giovani alla giustizia fiscale, ma resta la difesa del territorio, l'obiettivo primario, tante le problematiche individuate anche nella marca trevigiana. Pesticidi, la monocultura in generale, non solo dei vigneti, che è desertificante, direi l'aeroporto di Treviso, la Pedemontana. Ricordiamoci che la Pedemontana è una superstrada che taglia il territorio profondamente e in modo anche abbondante e che è sopra la più grande, lo dicono gli europei, la più grande risorsa di acqua potabile che abbiamo a livello europeo.